Ciao amici, ultimo segmento della serie I racconti di Iolao tratti dal mio sito Iolao77. Zirogna. Zirogna è un termine sardo che indica uno scudiscio, una frusta. Non chiedetemi come sia potuto succedere perché non lo so, ma è stato dimostrato scientificamente e incontestabilmente che gli esseri che abitano questa terra non muoiono mai. Alla mezzanotte e un minuto, secondo, del primo giorno dell'anno 2020, un componente delle famiglie Borangiu ebbe una intuizione, una folgorazione, una illuminazione. In un attimo capì che una nuova, infallibile strada di libertà si sarebbe dischiusa per la gente. Dimostrò che quella sua vita attuale non era la prima, dimostrò con prove inattaccabili le sue innumerevoli vite passate. La paura della morte si affievolì prima in se stesso, poi nella sensibilità della gente che, in breve tempo, si liberò da tutti i lacci che una simile ipotesi comportava. La gente, liberatasi dalla paura della morte, divenne coraggiosa e si ribellò al sistema. Capì che il potere usa il concetto di morte per tenere sottomessi gli esseri umani. Allora tutte le imposizioni degli stati vennero disattese. Molto tempo dopo la gente non pagò più imposte, si ribellò in maniera cruenta. Il potere fu molto duro con i rivoltosi, molti perirono per mano degli stati, ma ricomparvero subito dopo più motivati e combattivi di prima sotto altre spoglie. La gente rifiutò il consumismo e la globalizzazione, non riconobbe le leggi statali, usò il baratto e una miriade di monete popolari, soldi privati stampati dalle oligarchie, subirono un tracollo impressionante, così devastante che furono tolti dalla circolazione. Un altro dei motivi del condizionamento sulla gente era stato debellato. Dalla Sardegna, patria dei Borangiu, partirono delle azioni che in brevissimo tempo si diffusero in tutto il pianeta. La gente, non riconoscendo le leggi interne degli stati, adottarono il diritto naturale, quel diritto che tutte le genti del mondo riconoscono, una giurisprudenza semplice, non scritta, intuitiva e soprattutto etica. La prima azione fu quella di arrestare buona parte degli oligarchi mondialisti presenti in Sardegna per vacanza. Furono arrestati e processati anche politici e giornalisti collusi con le fetenzie e manager di multinazionali che avevano devastato la vita di tante persone, petrolieri e faccendieri. Furono arrestati e condannati duramente coloro che avevano comprato le aste giudiziarie mettendo sul lastrico intere fasce di popolazione sfortunata. Il regno del male terminò così il suo corso, una nuova era di progresso, anche umanistico, era alle porte. La data dell'inizio di tutto questo l'abbiamo già scritto, quello che non abbiamo spiegato è la traduzione in lingua italiana del nome antichissimo Borangiu, che significa Salvatore. Tutti gli arrestati, tra i quali facevano parte anche i maggiori membri delle fetenzie, furono rinchiusi in alberghi a 1000 stelle, appositamente costruiti nel Gennargentu e contribuirono allo sviluppo del turismo in Sardegna. Vennero nutriti a pane e acqua e sommersi dalle loro stesse banconote. La gente di tutto il pianeta veniva in Sardegna per ammirare i membri delle oligarchie, un tempo tanto potenti, ma ormai ridotti in cattività. Molti dei visitatori acquistarono la classica frusta sarda chiamata zirogna, costruita con la pelle di un altro tipo di membro equino o bovino.
e al modico prezzo di qualche monetina dispensava ai fetenti delle salutari zirognate. Così finisce la storia, narrazione non fantasiosa o delirante, badate bene, tutto questo, statene certi, succederà. Testo di Mariano Avis da un'idea condivisa con Pietro Loi. Secondo racconto, la mia prossima vita. Quando rinascerò sarò bravo, ubbidiente, pagherò le imposte e andrò a votare, mi vaccinerò con tutti i vaccini possibili e immaginabili, pagherò il canone TV, non andrò più a impedire aste giudiziarie, consegnerò la carta d'identità italiana invece che quella del movimento, attraverserò nelle strisce pedonali, aiuterò le vecchiette ad attraversare la strada, non sarò più razzista come adesso e nemmeno populista. Della libertà dei sardi e di tutti gli altri popoli sceglierò una ideologia e sarò ligio a tutte le religioni. Farò di tutto per candidarmi a sindaco, poi se da cosa nasce cosa non mi metterò limiti, per farmi eleggere sarò falso e farò la bella faccia a tutti, non farò più arrabbiare Mr. Zuck e su Facebook chiederò amicizia a Toto Cotugno e a tutti i capi bastoni. Non posterò vignette come queste, guarderò molta televisione visto che fare il morto di sonno non comporta rischi e soprattutto non bannerò nessuno, ma spero di vivere ancora molto a lungo per rompere le scatole ai miei amici e soprattutto a chi non mi è simpatico. Dimenticavo, invece di perdere tempo a informarmi, mi farò bastare la televisione, uscirò con gli amici a cazzeggiare, in piazza, al bar, in pizzeria, ma soprattutto allo stadio. E non è detto che cominci a fare tutto questo già da questa vita. De Ghisa. In lingua sarda campidanese il termine de ghisa è oltremodo dispregiativo. Indica qualcosa di malamente artefatto, non ben rifinito, mal pensato, mal prodotto, di scarso valore. Chi si pontifica affermando di essere la persona migliore del mondo, la risposta che si deve aspettare è de ghisa. Nell'accezione comune la ghisa è il metallo o lega che dir si voglia meno nobile che esista. E così ci piace affermare che la Costituzione definita la più bella del mondo è de Ghisa, una Costituzione che pone come bene primario dell'uomo il lavoro è stata sicuramente scritta da individui che avevano seri problemi di dissociazione cognitiva. Non avevano ben presente il concetto di libertà collettiva quando si sono messi a scrivere l'articolo 5 della Costituzione. Che tramite la Costituzione più brutta del mondo venga impedita la giusta autodeterminazione di ogni popolo che dimostri di volerla, da un articolo della Costituzione aberrante secondo il diritto internazionale e secondo il diritto divino e anche secondo il diritto naturale. Il mantra che sia la Costituzione più bella del mondo è De Ghisa, come è De Ghisa la definizione che la Repubblica Italiana è uno Stato. Essa è una società privata, una corporation e pertanto non può essere uno Stato. Noi che uno Stato con tutti i crismi di legalità vorremmo costituirlo, avremmo la strada impedita, non percorribile, da un articolo di Ghisa. E gli articoli di Ghisa non vanno rispettati. L'Italia è una indivisibile, chissà quale malefico intruglio si erano bevuti i cosiddetti padri costituenti de Ghisa. Ma niente paura. Noi non vogliamo dividere l'Italia, non siamo autonomisti, non siamo separatisti, non siamo indipendentisti. Cerchiamo solo libertà per tutti i popoli sardi delle isole della penisola sarda, altrimenti erroneamente definita penisola italiana. Anche il termine italiano è malignamente artefatto, termine de Ghisa.
Tutta la civiltà europea, lingue comprese, nasce in terra di Sardegna. Noi non vogliamo dividere la cosiddetta Italia, vogliamo cementare l'unione dei popoli delle stivali e delle isole, con il legittimo ripristino del Regno di Sardegna, dove i regnanti sono i singoli individui sovrani responsabili uniti da quella meravigliosa parola che risponde al nome di meritocrazia. Una nuova Costituzione verrà riscritta dalla gente, stavolta i pressappochismi degli ISA tipicamente italiani saranno banditi. Per una volta saremo noi a distribuire manta a profusione. Il primo sarà il termine sardo che sostituirà la parola italiano. Tutto è nato qui, la lingua, la civiltà industriale, il Made in Italy, la giurisprudenza occidentale. Il popolo sardo, nuragico sciardano atlantideo, è stato il faro dell'Europa e presto tornerà a diffondere la sua luce in tutto il mondo occidentale. Luce popolare che surclasserà quella che vorrebbero diffondere gli illuminati. Illuminati de Ghisa. È inutile che cerchino di costruire il nuovo ordine mondiale, il vertice delle piramidi, non verrà mai completato. L'originale, unico, vero ordine mondiale rispettoso di tutti gli abitanti del pianeta è nato anche esso in Sardegna. Ciao a tutti.